Penso che sia utile. Un appello lanciato dai 3 governatori Zaia, Maroni e Cotta durante la conferenza delle regioni perché il governo applichi subito sulla sanità i costi standard, cioè uguali per tutti da nord a sud, prendendo a modello i più convenienti. I presidenti leghisti di Veneto, Lombardia e Piemonte dicono in coro che questa è una questione di principio che va nella direzione della responsabilizzazione di chi amministra e dell'efficienza dei servizi. La nostra regione rappresenta un benchmark efficace. Se c'è qualcuno che in tutti questi anni si è battuto, quello è proprio il sottoscritto, che ha fatto più di qualche riparto a livello nazionale, sto parlando del riparto della sanità. Ogni volta saltavano fuori nuovi criteri, quali la deprivazione, che sostanzialmente sono criteri sociali piuttosto che sanitari, che niente hanno a che vedere o pochissimo con la sanità. Quindi credo che questa sia una grande opportunità storica, epocale, andare avanti con i costi standard, definire una volta per tutte una tariffa che possa essere unica e interpreti quello che è il costo della sanità a 360 gradi. La battaglia è di vecchia data, ma è tornata prepotentemente sotto i riflettori dopo l'esortazione dei 3 presidenti. Per il momento però il governo sembra fare orecchie da mercante. I provvedimenti presi dall'esecutivo Letta, sottolinea Coletto, vanno in tutt'altra direzione. I costi standard invece darebbero una possibilità anche alle regioni che per il momento arrancano. Sappiamo bene che intervenire con i costi standard metterebbe in difficoltà tante regioni, in particolare quelle in piano di rientro, ma se integrate correttamente nel patto della salute daremo l'opportunità anche alle altre regioni di riallinearsi per quanto riguarda i costi standard, come attraverso la revisione di quelli che sono i protocolli, attraverso l'adesione di quello che è il nuovo regolamento ospedaliero che va a razionalizzare i posti letto in maniera corretta, alla chiusura degli ospedali che hanno meno di 100 posti letto e quindi a una riorganizzazione globale che va a beneficio del cittadino.